altri Sunday way, frattamente s'affacciano le papere, per tutta stamattina la voce da così, le dice guarda cassa che Il nostro Nobilia è un grande autore per personaggi del mondo canoro. Ebbene, incominciaci a dire che cosa hai scritto tu per Nino D'Angelo, per Sonia Rivas, tutti nomi ben conosciuti. Sì. Allora, e infatti le canzoni che ho scritto per loro io non le canto mai, perché quelli cantano meglio di me e mi risparmio la brutta figura. Facci capire. Nino D'Angelo, 2 ne ho scritte a Nino D'Angelo, Nera Nera e Hanno passa la città, che dà pure il titolo all'album, Hanno passa la città e musiche mie e testi di Nino D'Angelo, così pure Nera Nera. In America Latina invece con Sonia Rivas ho collaborato con Gianni Bella, Mogol, abbiamo venduto penso parecchie copie. Senti, com'è nata in te questa passione? Una cosa spontanea oppure ecco dettata da interessi? No, nasce col bambino. Cioè un bambino sente già che diventerà uno che scriverà, ma nel bene e nel male, potrebbe anche non diventare, potrebbe anche non farcela, però se sente la necessità di scrivere su un foglio di carta i suoi pensieri, i suoi sentimenti, prima o dopo diventerà un autore di canzoni o di libri. Lo senti dentro, lo senti da bambino veramente, penso che nasca con la persona. Questo lavoro quindi ti appassiona, ti impegna molto? Oppure ti lascia dei tempi liberi? I miei tempi me li gestisco bene, ho una famiglia per cui mi piace lavorare assai, perché a volte la notte ti alzi con quella cosa di scrivere o qualche cosa che hai scritto non ti convince, ti fa alzare la notte dal letto, ti metti a ripetere quello che hai fatto, poi magari cestini tutto perché non ha... Però i tempi miei di quelli sono geloso, sono gelosissimo e me li gioco bene per me, per i miei ragazzi, per mia moglie. Bravo. Senti, qua in questo momento il tuo ruolo, ecco, tu sei un ruolo primario, ci vuoi dire qualcosa? Mi è piaciuta l'idea di Antonella Fabbricatore di scrivere una cosa nuova su Napoli antica e Napoli moderna, e lei che diciamo, è una mia fan, che ogni tanto mi viene a sentire, sai, nelle serate, Gianni, te la sentiresti di suonare qualche cosa del tuo repertorio classico napoletano, il Tamurriate, ecco, per questo spettacolo che era ancora in embrione la cosa, E credendo nella persona e avendo letto un attimino il copione mi sono affezionato all'idea e ho detto sì. E quindi oltre a non farò nessuna canzone scritta da me, ma soltanto canzoni del repertorio classico napoletano, fatte con i Tamurriata Band, quindi usiamo strumenti tipici, suoniamo rigorosamente dal vivo, con strumenti dell'epoca pure, flauti antichi, tamurre, tutti strumenti particolari. Complimenti. Grazie a te. Donne napoletane resistano, sperano, continuano a credere, anche quando il tempo inesorabile scorre, fino all'ultimo soffio di energia vitale, non smettono mai di lottare per le loro passioni, per il loro amore. L'amore, scassa e mura, l'amore da fariscere, sì. Come mai ti trovi qua stasera? Che è successo? Volesse fare un bagno in due loco padre, una cosa che non ha mai fatto nessuno. In notturno soprattutto? In notturno soprattutto, ma anche in diurno hanno fatto, l'ultimo bagno a loco padre risale negli anni 60, penso che sì. Chi so fa questo bagno in loco padre? Però è una bella location, è un bello spettacolo, le donne, l'amore e Napoli. Come titolo è affascinante. Senti, ma oramai tu sei lanciatissimo, i tuoi
i lavori prossimi, a breve? No, dovrei fare una cosa per Rai 1 fra qualche mese, poi sto in teatro e poi ho rilevato insomma, la direzione di un cabaret napoletano, il Teatro Cabaret Portalba al centro di Napoli, che è un teatro nel centro storico di Napoli. Insomma. Credo che sia un'iniziativa che avrà fortuna, perché poi oggi il cabaret sta andando molto di moda. Sì, è un momento anche abbastanza insomma, di stasi, si stanno aspettando i nuovi in attesa ci godiamo un po' ancora i vecchi, insomma, come me. Insomma. Senti, qualcosa del passato, qualcosa di importante che ci tieni a sottolineare? Non lo so, è una domanda che come se la mia e se la canta, che già sottolineare, il mio passato è... Un momento particolarmente esaltante. No, forse guarda, io ho fatto molte cose pure in TV nazionale, eccetera, però è chiaro che essendo napoletano, campagna, insomma, sono molto legato a Hotel Garibaldi e la gente mi firma ancora per strada, mi chiede perché non lo rifai, non lo rifate, eccetera, insomma. Le cose sono belle proprio perché finiscono, quindi sono come le interviste, prima o poi hanno a finire. Grazie di cuore. Buonasera, sono Pina Petrucciolo, faccio parte dello spettacolo come costumista, è una bella serata, penso che sarà molto soddisfacente per il pubblico, ma soprattutto stiamo ricordando i tempi di Napoli di ieri e di oggi. Quindi vi auguro una buona serata a tutti, saluti e baci da Pina Petrucciolo, grazie. Un momento solo, non fuggire. Senti, quanto tempo hai impiegato per predisporre per effettuare questo lavoro, per realizzare anche tutte queste opere? Penso che si devono cucire gli abiti, si devono adattare. E che intendi per un bel po'? Un bel po', un mesetto. Ah, un mesetto. Un mesetto. Senti, quante ragazze, quante persone hai dovuto seguire in questo mese? In questo mese ho seguito quasi 30 ragazze, quasi 30 ragazze. Quindi all'incirca 30 attrici. Sì, attrici, ci sono ballerine, ma sì. Ti preoccupi anche, ti interessi pure della coreografia oltre che del vestiario, diciamo? Di tutto, anche dell'acconciatura dei capelli, del trucco, che è molto importante. Bene. Allora, grazie Donna Lina, a Da Maiora. Ok, a see you.